Era perentoria il tema della unificazione delle due ULSS. A dare fuoco alle polveri il Consiglio Comunale di Belluno, nel quale ieri è stato approvato un ordine del giorno che dà al sindaco Massaro una sorta di mandato a lavorare proprio per l'unificazione. Oggi la dura replica del consigliere regionale feltrino Dario Bondi, il servizio di Nicola Maccagnani. Non si salva la sanità bellunese unificando le due ULSS, per questo trovo sorprendente l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Belluno e le parole di Maria Cristina Zoleo che mi critica perché troppo fermo nel difendere l'ULSS numero 2. Difendere l'azienda sanitaria feltrina significa difendere l'intera sanità bellunese e pensare che dovremmo aver imparato la lezione dopo lo smantellamento dell'ULSS di Agordo e quella del Cadore, che hanno portato a un indebolimento oggettivo delle strutture di riferimento. Se si toglie il cervello, dopo un po' tocca le braccia. A dirlo è il capogruppo del PDL in Consiglio regionale Dario Bond, dopo che il Consiglio Comunale di Belluno ha approvato un ordine del giorno che dà mandato al sindaco di trattare con la regione per costruire un percorso che porti all'ULSS unica. Ho quasi l'impressione che si ragioni secondo il principio vita mea mors tua, prosegue il capogruppo del PDL, che poi aggiunge: voglio tranquillizzare i signori consiglieri, autori di questa fuga in avanti, dicendo loro che l'ULSS di Feltre ha delle caratteristiche che ne fanno un unicum a livello regionale. Il Santa Maria del Prato è stato riconosciuto come struttura di rango interregionale perché assiste un'intera Valle Trentina, il Primiero, diverse realtà della Valsugana e dell'Alto Trevigiano. Spiace però constatare, prosegue Bond, che il comune capoluogo agisca da battitore libero, senza riuscire a fare davvero gli interessi di tutto il territorio, ponendosi come comune capofila. Questo localismo esasperato non porta da nessuna parte, conclude Bond. Intanto a Belluno, come a Feltre, a Pieve di Cadore, come ad Agordo e come in ogni altra parte del Veneto, i cittadini si chiedono che fine abbiano fatto le schede ospedaliere, attese oramai da mesi e dalle quali dovrebbero arrivare finalmente elementi certi di confronto. Ora che la campagna elettorale è terminata i tempi sembrano maturi, ma da domani in Consiglio regionale arriva la battaglia sul bilancio di previsione. Ci sarà dunque sicuramente ancora da aspettare. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati